Ci sono persone che lasciano un segno e poi ci sono quelle che di segni ne lasciano due, in mondi che sembrano completamente diversi. Ecco, questa è la storia di Valentino Martelli, un uomo che ha vissuto, in pratica, due vite in una. È una domanda che sorge spontanea, no? Come fa una persona sola a raggiungere l'apice in due campi così distanti? Da una parte la sala operatoria, con la sua precisione millimetrica, e dall'altra il Senato della Repubblica. Proviamo a scoprirlo insieme, ripercorrendo la sua storia. La nostra analisi parte da un fatto recente, la scomparsa di Valentino Martelli all'età di 82 anni. Una figura che, per chi non lo sapesse, è stata un vero e proprio gigante, sia come medico che come protagonista della politica italiana. Nato alla CONI nel 1943, la sua vita lascia un'eredità duplice ma di uguale importanza. Quella del chirurgo che ha fatto la storia e quella dello statista che ha servito il suo paese. Per capire i suoi incredibili successi in Italia, però, dobbiamo fare un passo indietro e di fatto dobbiamo andare all'estero, a Londra, perché è lì che la sua leggenda come chirurgo ha davvero iniziato a prendere forma. Guardate questo percorso. Si parte da un piccolo paese della Sardegna, si passa per l'università a Catania e poi il grande salto a Londra. Lì non solo si specializza, ma arriva a dirigere l'Italian Hospital. È un viaggio che ha formato il medico, ma anche forgiato l'uomo. E a Londra, attenzione, impara dai migliori del mondo, come il pioniere Donald Ross. Ma la cosa straordinaria è un'altra. Da direttore di un ospedale londinese, lui trasforma quell'istituto in un punto di riferimento per i sardi. Pensate, ha operato migliaia di suoi conterranei proprio lì. E poi, negli anni '80, arriva la decisione che cambia tutto. Martelli decide di tornare a casa, di riportare in Sardegna quelle competenze di livello mondiale che aveva acquisito. E quando torna, non si limita a entrare in un team già esistente, no, lui fonda da zero il primo reparto di cardiochirurgia dell'isola e lo fa diventare un'eccellenza, uno dei centri più moderni di tutto il Sud Italia. In tutta questa storia c'è un anno che spicca, un momento che è diventato un simbolo per l'intera regione. Parliamo del 1988. Quell'anno Valentino Martelli realizza un'impresa, esegue il primo trapianto di cuore nella storia della Sardegna. Un'operazione che non ha solo salvato una vita, ma ha segnato l'inizio di una nuova era per la medicina sull'isola. Ma proprio quando è all'apice della sua carriera di chirurgo, proprio in quel momento Martelli intraprende una seconda, impegnativa carriera, un cambio di rotta totale. La sua passione per la politica, che aveva già da tempo, lo porta a candidarsi e nel 1992 viene eletto al Senato. Inizia così la sua transizione formale dalla sala operatoria all'aula parlamentare, un percorso che durerà quasi 10 anni. E il suo viaggio in politica, diciamolo, è stato tutt'altro che lineare. In meno di 10 anni è passato attraverso diversi partiti, dal Partito Sardo d'Azione fino a Forza Italia. Un percorso che, in un certo senso, riflette la grande turbolenza e i cambiamenti della politica italiana di quegli anni. Il punto più alto della sua carriera politica arriva con la nomina a sottosegretario agli esteri nel governo D'Alema. Per un chirurgo, per un uomo venuto dalla Sardegna, era un riconoscimento incredibile, una prova della stima che si era guadagnato ben oltre i confini della sua regione. Finito il mandato parlamentare nel 2001, la storia di Martelli sembra quasi chiudere un cerchio perfetto. La sua è un'eredità duplice e straordinaria. Da un lato, il pioniere che ha tenuto letteralmente tra le mani i cuori dei sardi. Dall'altro, lo statista che ha contribuito a guidare il paese, portando la sua enorme conoscenza della sanità ai massimi livelli istituzionali. Infatti, cosa fa? Smette i panni del politico e riprende in mano il bisturi. Torna a lavorare all'ospedale Bruzzo di Cagliari e lo fa fino alla pensione, nel 2006, concludendo la sua vita professionale proprio lì, al servizio dei pazienti. E questo ci lascia con una riflessione finale. Per una figura come Valentino Martelli, ha più peso l'eredità del chirurgo o quella dello statista? Forse la vera grandezza non sta nello scegliere, sta nella rara, incredibile capacità di aver percorso entrambe le strade, con una maestria assoluta.